È la notte di Natale. Una stella cometa si accende oggi come 2000 anni fa. Resta lì, in sospeso, su Torre Belvicino e sfiora i cieli sopra il Vicentino. È lunga 360 metri di luce visibile a più di 30 chilometri di distanza. Avvicinandosi, ci rendiamo conto che sì, è un miracolo, ma un piccolo miracolo umano, un miracolo dell'amicizia. 25 uomini e donne la allestiscono impiegando ben 2 mesi di lavoro. Costruita con 160 lampadine a basso consumo, è la più grande d'Europa. Posta tra le due vette del monte Singio Cengio, domina sulla Valle Eugra. È stata accesa oggi col calar della sera, una sera straordinaria, diversa da tutte le altre, una sera precoce come lo sono le sere d'inverno. Splenderà dalle 16:30 alle 2 di notte, oggi come domani, giorno per giorno, fino al 27 dicembre. Grazie agli amici del gruppo Stella Torre Belvicino, uno spettacolo di Natale che scalda la notte dei miracoli.